Chiederò di mettere al voto la proposta fatta dall'assessore Filippo. Prego. Sì, no, interrompere per interrompere, non ho capito su cosa dobbiamo parlare. Ci sono 4 proposte, una diversa dall'altra, mi pare che andiamo semplicemente a interrompere la discussione senza avere un fine dove arrivare. Io ringrazio chi è intervenuto, chiaramente non vorrei approfittare della presenza del pubblico per fare interventi di natura politica che risolvevano anche esiti. Non mi piace il fatto dell'intervento iniziale, poi è corretto il tiro all'assessore, perché oggi abbiamo avuto insomma l'idea che se c'è stato chiarito il percorso col quale si è arrivati a una mozione, quindi richieste di intervento, semplificazione di una serie di esigenze, un silenzio dei tecnici del comune che arrivano e prospettano divisioni di aule che hanno un utilizzo comune senza quasi interpellare, senza interpellare comunque il corpo docente, il corpo dirigente sull'opportunità o meno che si dividessero alcune aule comuni per creare aule didattiche. Quindi ci si arriva perché evidentemente questa situazione non è stata affrontata da subito nella maniera giusta. Però io non vorrei scendere in quest'aula da consigliere comunale a fare il tecnico, si può fare, si possono mettere qui, si possono mettere là. E mi soffermerei su alcuni concetti, cioè sul condividere un percorso che deve essere lineare e penso sia politico. Quello di dire, oggi ci troviamo di fronte ad un'esigenza di un istituto del nostro territorio, una scuola media, che per me resta una 0 salto, quindi identifico così, perché ci ha fatto scuola e quello è un edificio. Noi ci troviamo a parlare, per assurdo stiamo discutendo non di guerra tra poveri, ma di due situazioni che io ritengo siano entrambi evidenti. Cioè una scuola secondaria che per un tipo di attività didattica che sta svolgendo negli ultimi anni, perché non dimentico che quando vennero create due distinte direzioni ci fu pure un po' di preoccupazione nella Zenosauro quando i docenti preferivano venire al centro, c'era la scuola di musica, la musica non cioè ci fu anche quasi un rischio di depauperamento dell'edificio dell'istituto Zenosauro. A distanza di 3 anni dove la tendenza è invertita totalmente, tanto è vero che ci troviamo con un problema inverso, molti studenti, molti famiglie vogliono andare con figli. Quindi evidentemente c'è qualcosa di positivo che è fatto anche dall'utilizzo degli spazi comuni che si volevano dividere per attività didattiche comuni, quindi è chiaro che c'è un equilibrio che oggi va soddisfatto in una maniera diversa rispetto a quello che viene proposto. Però trovo sempre, mi piace esprimere, spero sia filologico sia comprensibile, insomma, per esprimere il bene. Ci troviamo in due situazioni positive. Il CPA, perché io ritengo una realtà molto positiva di questo territorio, e anch'io ho visto sugli articoli che mi hanno proposto il mio nome affiancato genitori vuole lasciare il CPA, quindi le strumentalizzazioni le abbiamo subite tutte. Noi abbiamo tenuto un profilo bassissimo proprio per evitare di dare l'idea di strumentalizzare questo, perché non penso non interessi all'amministratore strumentalizzare queste cose, perché il cittadino poi più furbo di noi capisce se lo facciamo per strumentalizzare. Però oggi ci sono queste due realtà che a mio avviso dobbiamo prendere atto del fatto che dopo tanti anni di felice convivenza è una separazione. Cioè questa coppia non va più. Oggi, per le esigenze didattiche nella 0 che derivano dall'ottimo lavoro svolto e dall'ottima riconoscibilità che è sul territorio, a mio avviso è naturale che si debba immaginare una riappropriazione dell'intero istituto. Non è che se ormai arrivano altri 400 andiamo a costruire un'altra scuola. Però oggi, dal punto di vista logistico, quello che a me viene da amministratore è dire oggi c'è un iter, un indirizzo, un trend che mi dice che quella scuola ha bisogno di riappropriarsi dei suoi spazi. Però questo non deve diventare neanche mortificante per il CPA, quindi la stessa valutazione mi porta a dire forse è il momento che per il CPA si trovi una sede diversa che sia adeguata. Se siamo d'accordo su questo, a mio avviso allora, se non ci sono soluzioni immediate, c'è un anno ponte che va governato, ma con un indirizzo chiaro. Quella è una scuola che sarà tutta scuola media, il CPA andrà da un'altra parte dove appunto interveniamo e lì dovremo lavorare per individuare un po'. A fronte di questo però, la soluzione che viene proposta per viso non è una soluzione adeguata, perché anch'io ho già fatto il giro e mi ricordavo quelle cose. Anche in
qui si parla a un certo punto, ci sarebbero 22 aule disponibili, ma dalle 22 vengono messe anche le aule dei laboratori, le 2 aulette che sono quelle che hanno l'affaccio sulla palestra, se non sbaglio. Quindi i numeri si dicono quelli, ma quelle è chiaro che non possono essere aule in senso proprio, come mi pare che invece siano aule in senso proprio, quelle che chiede la dirigente. Nella proposta della dirigente la soluzione c'è, loro dicono intanto per il prossimo anno utilizziamo noi la mattina dalle 14 anche l'aula del secondo piano, dalle 14:30 all'utilizzo del CPA, quindi anche loro non è che hanno venuto qui nessuno e tu sei bambini, hanno già offerto una soluzione ponte, nel senso per l'anno prossimo cerchiamo di far coabitare la mattina che utilizziamo il pomeriggio e utilizzano i corsi per il CPA. Salvo che l'avrete sotto, penso che se ci sono 6 adulti che devono stare in una stanza un'ora, io l'ho fatto 2 anni fa con un profitto pessimo, però fa meno schifo al corso di inglese, e se devo stare un'ora in un'auletta con le finestre alte, a me francamente non dà nessun tipo di fastidio, a me adulto che vado al CPA, metterci dei ragazzi per 2, 3 o 4 ore è chiaramente una cosa diversa. Allora a mio avviso bisogna chiedere uno sforzo a entrambi e di dire ok, stanze vediamo la mattina, pomeriggio deve prendere il CPA, quindi andiamo per la coabitazione per un altro anno. Io penso che nelle aule, queste del mezzanino sopra la palestra, non so come si può chiamare, i laboratori, sicuramente di 6-7 alunni della mattina sono già 2 aule che possono essere tranquillamente usate per l'attività didattica mattutina. Però cominciamo a pensare alla soluzione di domani, perché a mio avviso quell'istituto ormai naturalmente è destinato, e dobbiamo immaginare che sia destinato alla zero sala. Immaginare di creare le club, cioè andiamo a rinchiudere nel secondo piano come in un fortino, sì, però sono gli spazi sotto, mi pare, no? Anche poco dignitoso per il CPA, che l'anno gli davamo un piano, l'anno gli davamo un altro prezzo. Oggi li rinchiudiamo lì, quantomeno definiamo tutto chiaramente, ma con un percorso di prospettiva che dia anche la prospettiva di che faremo da anno. Se no, tra un anno l'assessore sta sempre lì con la fortuna sotto perché dice tu rimetti i ragazzini. Però poi questo tipo di, cioè che si sforici nel campanilismo, no? Noi prima parlavamo di sanità dicendo guardare che se ci portano via reparto, poi si portano da tutto, e questo sta accadendo, lì siamo stati tacciati di campanilismo. Ma che l'amministrazione faccia un comunicato dove parla residenti a Frascati, figli di Frascatani, cioè mi pare anche poco garbato in Europa che si apre un'amministrazione comunale che fa un comunicato dove si parla 4 volte, 4 o 5 non contate, si sottolinea il fatto che residenti a Frascati, che per quanto vero in un punto una città come Frascati che sta sempre una città aperta, cioè la fortuna di questa città è questo. A volte è un problema il sovraccarico anche di servizi che dà la città, no? È la famosa città che vive delle volte questa, e vive di servizi che dà il circondario, però anche quelli sono una risorsa, va governato anche quello, però che si faccia un comunicato dicendo cerchiamo di scappare di qua perché diciamo ai cittadini che noi non spendiamo però i soldi per chi non è residente, mi è apparso di cattivo gusto, e comunque si ascrive a chi l'ha messo lì. Poi io non vedo l'assessore Morelli, però la proposta del consigliere Fiasco non mi pare così sballata. La SDS, per quanto c'è sempre stato riferito dai tecnici, io ero amministratore SDS, c'è stato dentro quell'immobile quindi di Santa Croce Filippini, quindi mi è sempre stato detto che i problemi di statica, non antisismica, ma di staticità, riguardano la parte dell'edificio che va verso il parcheggio che dà poi sotto su via Amiano. Mentre perché la parte ricostruita nel dopoguerra, fatta con un calcestruzzo di cattiva qualità e quindi staticamente non adeguata alle norme di oggi. Ma la parte dove era STS è una parte che a mio avviso nei problemi statici e nei problemi sismici, tanto è vero che fino a 3 mesi fa, 4 mesi fa c'era dentro, c'erano 50 persone, 100 persone che votavano, quindi non penso che dall'altro giorno ad oggi è cambiato qualcosa. Non penso neanche, per quanto ne sappiamo noi, per quanto ne sa la comunità, non penso neanche che ci sia un provvedimento del magistrato che capisca perché
se c'è un'indagine, io so che l'esposto viene fatto sul discorso di deposito di rifiuti, ma che riguardava il piazzale e il piano sottostante. Mentre nulla mi risulta che sia stato detto sul piano per STS, che ci sarebbero spazi in abbondanza per mettere riciclato anche per 2 o 3 anni, nell'attesa che si decida di cosa dobbiamo fare per l'edificio, insomma. Salvo che nel frattempo non ci sia stato un sequestro dell'intero stabile, però allora qualcuno forse ce lo dovrebbe anche dire, perché penso che se è stato sequestrato l'intero stabile delle Filippine, almeno gli amministratori debbano essere messi al corrente dell'esistenza di provvedimento cospirato delle autorità giudiziarie. Quindi, a mio avviso, salvo che questa amministrazione abbia già pensato di vendere e sappia già chi vendere quell'edificio, esiste un piano che nell'ampia disponibilità di questa amministrazione dove ad oggi si dovrebbe programmare, tanto se si decide di riprogettare, per quanto ne so io, insomma, ogni intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione su quell'edificio dirà a lungo almeno altri 2 anni. Sicuramente può essere intanto l'ottica di crearci una sede del CPA, che a mio avviso sarebbe più che dignitosa, con l'ottica di trovare tanti spazi dove possano andare in via definitiva. Però dobbiamo essere d'accordo su questo, cioè su un percorso che ci porterà a raggiungere un obiettivo che sia condiviso. Allora, se l'obiettivo per cui ci condiviso, sul quale ci dobbiamo incontrare, richiede oggi una sospensione, in forza della quale noi diciamo ok, dall'anno prossimo però troveremo una sede per il CPA, dobbiamo risolvere la situazione transitoria quest'anno, vediamo come la si può risolvere, ha un senso interrompere il Consiglio Comunale ed andare di là. Se andiamo di là senza aver tracciato un minimo di condivisione anche sulla linea di orizzonte, è chiaro che andiamo di là, io vedo il sole, uno vede la luna, l'altro vede la stella cometa e andiamo a perdere tempo e non ha senso. Questi sono a mio avviso gli argomenti sui quali noi qui ci dobbiamo confrontare, poi se no diventa che facciamo i tecnici tutti di tutto e forse non arriviamo a conclusione. Io ritengo che se la nostra proposta, che prevedeva, mi pare a livello di mozione, il fatto che fosse dislocato anche nel testo di via di risorgimento, se ci sono aule CPA, possa essere anche praticabile, ma noi sulla soluzione ponte siamo d'accordo di discutere il futuro, STS. Non si può, a mio avviso, accogliere la proposta dell'ordine del giorno, che a mio avviso non risolve il problema, perché non individua le 23-24 aule che sarebbero necessarie dalla nota che è arrivata della dirigente scolastica. Quindi, se siamo d'accordo sul votare l'ordine del giorno, che dice? Allora, notiamo entrambe le istituzioni perché sono istituzioni meritorie sia l'una che l'altra. Prendiamo atto della fine di un'epoca, non c'è più compatibilità logistica tra le 2 istituzioni. Entriamo nell'ottica che dall'anno prossimo il CPA dovrà avere, per impegno di questa amministrazione che tutti insieme ci assumiamo, di una nuova sede dove poter svolgere con dignità, non in un'entrata sempre più ristretta la propria attività. Allora troviamo una soluzione per questa fase intermedia. Ripeto, i tecnici, che sono anche i dirigenti scolastici, che in questo caso penso alla didattica sia fondamentale, l'equilibrio didattico, anche la dislocazione logistica e l'utilizzo degli spazi, luminosità, areggiamento, tutto quanto, fanno questa proposta. Penso che si possa in questa ottica chiedere anche al CPA un sacrificio di concentrare nel pomeriggio le attività, di svolgere la mattina le proprie attività ai lavoratori che sono comunque degli adulti, vanno benissimo, con l'ottica di trovare l'anno prossimo, ma con un indirizzo, allora lì ci siamo, cioè ci diamo l'indirizzo di rimettere il sito a disposizione della scuola definitivamente per un discorso di sicurezza, per le 1000 ragioni che sono state ben esposte da tutti, e diamo al CPA la dignità e anche il diritto nei confronti di questa amministrazione che si impegna nei confronti di trovare una sede che sia adeguata alle nuove esigenze. Chiaro, un palazzetto abitato proprio piuttosto che dare un'ala di Villa Falconieri, se mai dovesse ritornare in uso, però penso che una sede dignitosa nello scambio e nel confronto a loro favore sicuramente